Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Rocca Scalegna in provincia di Chieti, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a più di 400 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Rocca Scalegna! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Domenico Giangiordano. Allora, presentiamo il comune di Rocca Scalegna e devo dire che qui abbiamo una cartolina meravigliosa. Sì Mario, qui ci troviamo in uno dei punti più belli di Rocca Scalegna, ai piedi del nostro castello medievale dell'anno 1000. Rocca Scalegna è un piccolo paesino di 1000 anime, a 430 metri sul livello del mare, raggiungibilissimo da tutte le parti perché siamo vicini all'autostrada, alla Fondovalle Sangro. Un paese che la prima cosa che mi viene da dire non è di presentare il castello, ma di dire che è un paese accogliente. Il turista quando viene la prima cosa che ricorda è l'accoglienza dei nostri abitanti, l'accoglienza della nostra prologo che li invita a visitare il castello, ma soprattutto l'accoglienza dei cittadini che sono felici di vedere le nostre strade sempre piene di turisti. Rocca Scalegna poi ha questo spettacolo della natura dove chiunque viene deve farsi almeno una fotografia in 2 o 3 punti per ricordare che siamo in Italia, ma è come se fossimo in un castello dell'Inghilterra. Io dico più bello sicuramente, ma la nostra forza vera e propria è quella veramente dell'accoglienza. Il turista quando viene qui si sente a casa e vuol tornare, anzi ci sono molte persone adesso che ci scelgono per stare qui una settimana, 3 giorni, 4 giorni e visitare tutto l'Interland. Questa è la nostra vera forza, aver fatto capire che nei piccoli centri si vive bene sia da cittadino sia da turista. Ecco, è bello poi l'itinerario perché si passa all'interno del centro storico, si attraversa il centro storico e ci si inerpica per arrivare poi al castello e alla rocca. Sì, hai detto benissimo perché appena arrivi a Rocca Scalegna, questo colpo d'occhio dove ti trovi questa torretta sospesa tra le nuvole, dici adesso quando arriverò. La cosa bella è proprio la passeggiata che fai alla Porta del Forno quando comincia la parte medievale e dove tu piano piano scopri delle visuali completamente diverse da quelle che hai visto in piazza. Ti fermi perché abbiamo parecchie attività lungo il borgo, c'è la nostra biglietteria e da qui hai un altro colpo d'occhio ancora, anzi se fai altri 10 passi ne hai un altro finché non arrivi in mezzo alle nuvole alla torretta che abbiamo sopra. E si unisce quello che è la storia, l'aspetto architettonico con la natura, perché poi c'è una campagna intorno meravigliosa. Esattamente, mi preme citare un servizio che andò su Meraviglie di Alberto Angi dove Pannofino descriveva questo castello come un giocoliere avvitato tra le nuvole e infatti è questa la sensazione che dà, ti trovi in un paesaggio completamente diverso da quello che tu ti aspetti vedendolo da giù. La cosa più bella è poi quando ti trovi all'interno che sembra di vivere veramente nel Medioevo. E da qui scorgiamo tutte le montagne poi. Sì, dietro di noi abbiamo un panorama bellissimo che è quello della Maiella e infatti ci piace e abbiamo fatto scoprire anche alle coppie che vogliono sposarsi che utilizzano la nostra location, hanno il castello di fronte e la madre Maiella dietro da fare da scenario. Io lo dico sempre, siamo un piccolo paese di 1000 anime che è capace di ospitare più di 60.000 persone l'anno e questo è tutto il merito dei nostri ragazzi della Prologo che quotidianamente oramai accolgono il turista.
E qui poi si unisce anche la contemporaneità al Medioevo, perché poi abbiamo delle sculture di un contemporaneo. Sì, abbiamo un nostro concittadino che adesso non c'è più, Pietro De Laurentiis, dove abbiamo una scultura che insiste al centro della piazza, che è stata fatta, se non sbaglio, negli anni 90, che rappresenta tutte le guerre del mondo. Adesso, insieme al figlio, che ha deciso di donare queste altre sculture dell'artista De Laurentiis al comune di Roccascalegna, e insieme a lui stiamo fondando una fondazione con cui riusciremo a gestire queste opere d'arte che si può fondere benissimo con questo spettacolo del Medioevo. E una parte è dedicata anche alla memoria, perché voi avete dedicato uno spazio a Marcinelle. Quello sarebbe uno spazio che non avremmo mai voluto dedicare a Marcinelle, perché purtroppo abbiamo avuto delle vittime in quella sciagura che fu a livello mondiale, e oggi ancora ci ricordo quello che succede nel mondo del lavoro, dove 6 persone di Roccascalegna furono scambiate come carne per carbone. Noi mandavamo gli operai e loro mandavano carbone all'Italia. È un dono alle famiglie che ogni anno l'8 agosto ricordiamo quelle persone che hanno sacrificato la loro vita. Da Roccascalegna, ma anche l'Abruzzo, con Manoppella ha dato un grande contributo a quella bruttissima vicenda. Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere questi territori? Io al visitatore dico questa cosa: quando vieni a Roccascalegna, vienici con l'animo libero, vieni col naso all'insù e guarda quella torretta, dopodiché non ti spaventare, perché è molto più facile arrivare là sopra, perché rimarrai a bocca aperta, ovunque lo guarderai avrai un'emozione diversa. Vi invitiamo a venire a Roccascalegna perché vi troverete a casa vostra, e non è uno spot, sarà così. Poi me lo direte direttamente a me, perché mi troverete sicuramente in giro per il paese. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo a conoscere il parroco di Roccascalegna. Ed incontriamo il parroco di Roccascalegna, Don Elson Gerald, che arriva dall'India, e qui siamo all'interno della parrocchiale dedicata ai santi patroni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Roccascalegna. Grazie per questa intervista, sono Don Elson, vengo dall'India. Questa è la mia prima parrocchia affidata dal nostro arcivescovo Padre Bruno Forte. La comunità è una comunità molto bella che vive la fede in modo semplice, diciamo che hanno una devozione profonda per i santi medici Cosma e Damiano, i santi padroni di questa nostra comunità, proprio perché, come racconta la storia, il popolo all'epoca avevano varie malattie per la peste che affliggeva tanto questa comunità. Quindi quando questa comunità cristiana pregava, chiedeva l'intercessione di santi Cosma e Damiano, hanno ottenuto la grazia della guarigione, e così questa devozione diffondeva tutto il paese, anche i paesi vicini. Venivano alla festa 26-27, la festa dei santi patroni, e venivano a onorare i santi e chiedere la loro intercessione. Quindi la comunità, come la sua fede, è molto profonda, radicata mediante questi santi, e invocano il nome di Dio. E qui la chiesa si trova proprio sotto il castello. Eh sì, perché sotto il castello ovviamente va insieme la storia del castello. Il paese abitato era castello, e sotto c'è l'abitazione del popolo negli anni 1500, e la chiesa di San Pietro era la chiesa parrocchiale prima per la comunità, e poi questa chiesa fu costruita
negli anni 1568 con l'inizio della costruzione, hanno completato nell'anno 1721 all'incirca. Quindi tutto questo tempo rimaneva San Pietro come la chiesa parrocchiale, poi visto che il paese, anche il popolo cresceva, e allora hanno adattato questa chiesa come chiesa parrocchiale con una visita pastorale del vescovo di allora. Ha fatto questa chiesa di Santi Cosma e Damiano come la chiesa parrocchiale e oramai è diventata la chiesa il centro del paese e della comunità. Qui abbiamo anche l'abbazia di San Pancrazio. Esatto, la chiesa, come la storia risale nel 1200, dove c'erano i benedettini che hanno costruito questa chiesa e avevano la loro abbazia e la loro vita monastica, quindi anche a livello storico ha una sua storia di ricchezza, anche dalla sua particolarità della chiesa. C'è grande devozione in paese anche per la Madonna. Esatto. E quando riguarda le feste Madonne, la comunità vive molto profondamente. Per esempio, la Madonna dell'Immacolata del 8 dicembre, che viviamo in modo profondo, con vari momenti di preghiera, adorazione, anche in vari momenti dell'anno liturgico, le feste della Madonna fortemente sentite queste feste mariane anche nella comunità e pregano alla Madonna e chiedono la sua intercessione presso il suo figlio. Lei è qui da 1 anno e mezzo e ho visto che c'è stata una bella accoglienza. È vero, una comunità davvero molto accogliente. Io sono riuscito di integrarmi bene con la comunità e risponde alla comunità per le iniziative pastorali che io gli propongo durante tutto l'anno della vita della Chiesa. Ho visto che ci sono anche altre devozioni come San Rocco, Sant'Emidio, no? Esatto. Anche una bella devozione ci abbiamo verso San Rocco, che la festa di San Rocco è abbinata con la festa di Santi Cosma e Damiano. Il 26 settembre festeggiamo San Rocco, il 27 è la festa di Santi Cosma e Damiano. Poi anche altri compatroni ci abbiamo, tipo Sant'Emidio, Sant'Antonio di Padova, che festeggeremo ogni anno il mese di agosto. In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai suoi concittadini? Allora, i miei fedeli di questa comunità roccolana, io vorrei fare un invito di non arrendere in qualsiasi situazione che viviamo e viviamo rimanendo nell'amore di Gesù Cristo, la fede che noi professiamo e la viviamo che è accolta nella nostra vita. Io direi di continuare anche a trasmettere questa fede che già trasmessa o ricevuta come il dono dai nostri genitori, nonni. Allora anche trasmettere questa bella fede in Gesù, tante belle devozioni anche nelle generazioni future che vengono. Grazie parroco, e noi adesso raggiungiamo un agriturismo per scoprire le tipicità di Rocca Scalegna. E adesso con Cosmo Cianci percorriamo l'itinerario del gusto. Siamo qui all'interno di un agriturismo in mezzo alla natura, quindi andiamo innanzitutto a conoscere il vostro agriturismo e poi a presentare quello che avete preparato. Certo che sì, buongiorno, benvenuto. Ma intanto benvenuto a Rocca Scalegna, benvenuto all'agriturismo L'Alveare. Noi abbiamo preparato un po' di cosettine, Mario, che rappresentano un po' il nostro territorio. Vogliamo iniziare dagli antipasti, là, dai nostri salumi di nostra produzione. Lì abbiamo del lardo, della ventricina, il classico salsicciotto che è una soppressata, della lonza di capocollo e della salsiccia di fegato, chiaramente accompagnati dai pecorini abruzzesi che vediamo là, anche li accompagniamo con i nostri mieli. Abbiamo la pasta, è tutta pasta fatta in casa che realizza la mia signora. Abbiamo
abbiamo delle sagnapezze che sono delle maltagliate che vanno fatte col sugo, con tutte le salse si abbina benissimo. Qui abbiamo una chitarra che in realtà è un chitarrone, questa è la chitarra dove viene tagliata la pasta, setacciata la farina e noi oggi l'abbiamo riproposta con un chitarrone, una ricetta che lo stesso ha curato la mia signora, che è un peperone giallo con della ricotta di mucca e abbiamo utilizzato del peperone rosso di Altino come contrasto al piatto. Altino è un altro paese che abbiamo qua vicino e ha questa eccellenza. Lei parlava del formaggio, io mi soffermerei sul miele. Certo, il nostro miele chiaramente, questo, la base è un miele d'acacia. Lì abbiamo un acace zafferano, usiamo dello zafferano di Navelli, altra eccellenza abruzzese, e sempre base acacia abbiamo un frutto di bosco. La particolarità di questo miele d'acacia e frutto di bosco è che usiamo dei frutti di bosco, quelli disidratati, e per far sì che diventa questo colore abbiamo bisogno almeno di un anno di stagionatura, quindi è un procedimento molto lungo. Parlando dell'altro primo piatto, poi qui abbiamo anche dei boschi. Non Sì, potevano- certo, adesso comincia a diventare stagione di funghi, quindi abbiamo fatto un raviolo ricotta e spinaci con dei funghi misti, dopodiché di primo, ecco, quello che abbiamo preparato, le sagnapezze non le abbiamo, però le abbiamo volute fare così. È chiaro che poi qui abbiamo tanti altri piatti. Noi Certo che sì, noi oggi ci siamo limitati un pochettino. Abbiamo la nostra classica pallotte cace ove, che questo è un must oramai per chi viene nel nostro locale, ma per chi viene in Abruzzo, quantomeno la zona del Frentano dove siamo adesso noi. Lì abbiamo invece della salsiccia di fegato fresca con dell'uovo. Era la colazione dei nostri nonni. È un piatto che viene fatto nel periodo invernale, nel nostro agriturismo invece si fa 365 giorni l'anno perché i nostri ospiti ce lo richiedono. dobbiamo dire una cosa, poi Sì. questi prodotti, gli insaccati, le salsicce, Sì. sono fatte da lei. Sono fatte da noi, certo, sono fatte da noi e le usiamo solo, esclusivamente per far sì che le persone lo possano gustare qui. Quindi la nostra clientela oramai nel corso degli anni si è abituata a questo prodotto e chi viene qua vuol trovare questo prodotto. Quei cestini hanno una storia. C'era il nonno del nostro sindaco attuale che me lo fece un po' di anni fa, lui adesso non c'è più. All'inizio della nostra attività mi regalò un po' di cestini e quindi noi li conserviamo, li usiamo qui per portarli a tavola davanti agli ospiti. Prima parlavo con la signora, qui ha anche un forno e quindi il pane. Lo facciamo noi, certo. Oggi abbiamo fatto del pane con della ventricina, quello che lei vede là, Mario. Sbriciolata, mia moglie ci fa un pane con la ventricina, classico un pane bianco, e poi c'è la pizza cima. Vi è fatto solo con acqua, olio, sale e farina. La particolarità è che veniva cucinata sotto il coppo, al camino. I nostri nonni con le nostre nonne, chiaramente tutto lievito madre, e per una lievitazione c'era bisogno almeno delle 12 ore. Quindi i contadini quando tornavano a casa dovevano mangiare. E veniva fatta quest'impasto povero, pizza cima perché povero, pizza scema. Abbiamo le classiche pizzelle abruzzesi, che sono dolci che venivano usate prevalentemente nei matrimoni, nelle cerimonie, comunioni. Noi oggi le abbiamo fatte così, anzi la mia signora le ha fatte, e lei con queste pizzelle fa un dolce che qua va per la maggiore, forse il più gettonato dell'agriturismo, che è una torta di pizzelle con la crema, quindi lavorata un po' così. Un'altra eccellenza del territorio E il nostro olio. Il nostro olio, certo. Abbiamo messo oggi un intosso, abbiamo in purezza questo prodotto, ne produciamo pochissimo di intosso perché noi qua facciamo blend, quindi abbiamo diverse varietà. E poi siamo in Abruzzo e quindi un E il Montepulciano. Montepulciano, sì, è certo. Questo è un vino che produce mio padre, abbiamo la fortuna di avere ancora delle vigne e quindi raccogliamo le uve e papà ci vinifica il nostro vino che poi usiamo qui con i nostri ospiti. E la bellezza di questo posto è che poi c'è sua figlia che sta portando avanti. Lei adesso, diciamo così, ci aiuta perché fa anche altro, però sì, ci dà una grande mano. Ma che cos'è Rocca Scalegna per lei? Beh, Rocca Scalegna è tutto, voglio dire. Abbiamo investito tutto, io e la mia signora qui. E quindi è così, Rocca Scalegna si ha nel cuore. E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito. Che possiamo dire? Intanto venite a Rocca Scalegna,
perché è bellissima col nostro castello, con tutto il paesaggio che poi ha l'Abruzzo. Chiaramente dopo la passeggiata al castello dovete venire all'Alveare per assaggiare questi prodotti e non solo all'Alveare, ecco, ci sono anche altri locali qui a Rocca che dignitosamente fanno il loro lavoro. Grazie al signor Cosmo Cianci, noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo il castello medievale per incontrare il vicepresidente dell'associazione Proloco. E chiudiamo la nostra passeggiata a Rocca Scalegna con Marcello Giangiordano, che è il vicepresidente dell'associazione Proloco, e qui ci troviamo proprio nel cuore del castello. Benvenuto Mario, sì, ci troviamo proprio all'interno del castello di Rocca Scalegna. Da qui poi si comincia a visitare tutte le stanze, tutta la storia del castello. Ci porti in viaggio nelle stanze, che cosa abbiamo? Allora, nelle stanze realmente il castello è stato trovato spoglio perché non è residenziale ma era una fortezza militare. Quindi noi che siamo l'associazione Proloco che gestiamo il castello abbiamo deciso di allestire delle mostre all'interno. Ne ospitiamo vari di vari tipi, alcuni sono temporanei, alcuni sono proprio nostre dell'associazione. Ci sono strumenti di tortura medievali, essendo un castello medievale, la riproduzione di un lanciafiamme bizantino famoso per il fuoco greco, che era quel fuoco che non si spegneva con l'acqua ma l'acqua l'alimentava. E in più abbiamo delle mostre temporanee. Infatti in questo momento abbiamo una mostra sull'inferno di Dante Alighieri e una mostra di arti e mestieri antichi, come si lavora il cuoio, come si lavora la lana, come si lavora il ferro, in modo tale da poter fare una sorta di viaggio tra il passato e il presente, perché alcune mostre sono anche di arte contemporanea, anche rivolte anche verso il futuro. In tanti vogliono raggiungere poi la torretta. Il punto più bello, il punto più affascinante è proprio la torretta del castello, perché innanzitutto si ha un panorama a 360 gradi, bellissimo proprio. E all'interno sono presenti anche delle armature, degli elmi, quindi ritornare nel Medioevo, vestirsi, provare le emozioni che si provava all'epoca. Lei ogni giorno ha tantissimi visitatori qui con tutta la Proloco. Qualche cenno storico del castello? Sì, certo. Allora, il castello nasce come torretta, la torretta proprio, all'incirca nell'800 d.C. Naturalmente subisce varie trasformazioni, vari crolli, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Un tuffo proprio nella storia, perché ogni secolo ha una trasformazione, il castello, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Le trasformazioni più importanti avvengono nel 1500, quando il barone proprietario del castello, Alfonso Sannecchini, proveniente da Napoli, trasforma le torri da quadrangolari in circolari, perché inizialmente tutte le torri del castello avevano la forma quadrangolare. Fa questa modifica perché naturalmente si scopre la polvere da sparo, non si combatteva più con le armi bianche ma si cominciano a utilizzare le prime armi da fuoco. La forma circolare assorbe e devia soprattutto i colpi da cannone. La forma quadrangolare invece, se si colpisce un angolo, si colpisce due punti, quindi la torre è più soggetta a crolli. Ci sono stati purtroppo anche dei crolli, anche infatti la torre più importante, la torre dove vivevano i baroni, è crollata nel 1942, non per la seconda guerra mondiale ma per cause naturali, perché purtroppo il castello per 2 secoli è stato disabitato. All'interno di questa torre dove viveva il barone c'è una delle leggende più belle qui di Rocca Scalegna, che riguarda il barone Corvo de Corvis, che avrebbe rimposto qui a Rocca Scalegna la tassa medievale dello Ius Prime Noctis. Sicuramente è molto suggestivo anche arrivare qui, perché ci sono le scale proprio originali in tufo. Sì, allora è una rampa proprio originale, una mulattiera, quindi serviva per agevolare gli animali da soma nella salita e nella discesa, perché lo zoccolo si incastrava nella roccia e gli animali non scivolavano, quindi riuscivano a arrivare all'interno del castello più agevolmente. Naturalmente si saliva con asini, muli, cavalli all'interno del castello. Voi come Proloco organizzate tutte le visite, però c'è da dire che nel corso dell'anno proponete anche tante manifestazioni, tra cui quella di Pasquetta. La gestione del castello, innanzitutto dividiamo l'ingresso in 2. Si può salire liberamente in autonomia e visitarsi il castello, o entrare con una nostra guida che fa entrare i visitatori nella storia proprio del castello. E durante l'anno ci organizziamo per rendere il paese più vivo con delle manifestazioni. Cerchiamo di fare un evento grande a stagione, più dei piccoli eventi soprattutto nel periodo estivo. L'evento più affascinante è sicuramente il giorno di Pasquetta, dove organizziamo una rievocazione medievale che coinvolge naturalmente tutto il paese. Siamo usciti fuori dalle mura del castello e abbiamo proprio il castello come prima panorama. Si alternano sbandieratori, spettacoli di falconeria, dimostrazioni di battaglie medievali, magia e quant'altro. Ma che cos'è Rocca Scalegna per lei?
Roccascalegna è, oltre ad essere il mio paese, il luogo dove mi piace vivere, dove ho la maggior parte degli amici, degli interessi. Per me, anzi forse per anche tutti noi ragazzi dell'associazione Prologo, è un sogno poter gestire il simbolo del nostro paese. Qui ci lasciamo da tanto tempo, tante emozioni e ci piace incontrare visitatori, culture differenti, fare visite guidate anche in lingue straniere. Ci piace vivere proprio nel paese di Roccascalegna e la storia del paese. Facciamo un invito ai giovani a restare e a valorizzare i paesi dove sono nati. Sarebbe bello che i ragazzi, una volta usciti a fare l'esperienza, soprattutto l'esperienza universitaria o lavorativa, ritornassero a vivere i propri borghi, perché ha il suo fascino, vivere nel suo paese, nel proprio paese e renderlo conosciuto anche fuori dalle mura del paese. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Roccascalegna. Vi aspettiamo qui a Roccascalegna all'interno sia del paese che del castello per farvi vivere le emozioni di un castello medievale con storia, racconti e con anche gli eventi che organizziamo durante l'anno in paese. Ci vuol fare anche un invito a venire qui nel dialetto locale? Veneteci a trovare alla Rock, che ci stanno belle castelli. Grazie al vicepresidente dell'associazione Prologo, e quindi Roccascalegna vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Roccascalegna in provincia di Chieti. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza! Vi aspettiamo